È già diventato un caso nazionale la storia della pensionata di Castelfranco derubata più di 30 volte, mentre continuano gli assalti nel condominio pluriderubato di via Sicilia. Dopo quello con piccone e pala conficcati in camera da letto l'altro ieri sera l'ultimo colpo con devastazione è andato a segno, stavolta al secondo piano. I ladri, entrati dalla terrazza, hanno bloccato la porta d'ingresso dall'interno con un divano e un pesante mobile. Vedi, è facile arrampicarsi da arrivare su. È facile, cioè da nuovo dai dogà. Da nuovo dai dogà. Ma quando? Ecco come si è ritrovata a casa, tutta sottosopra, verso le 19:30, la vicina 54enne del secondo piano. Scomparsi con oro, anelli e gioielli vari, anche l'orologio, ricordo del papà, venuto a mancare 20 anni fa. Con i libri e i vestiti buttati per aria alla rinfusa, i ladri hanno aperto anche la scatola dei fili e degli aghi per cercare poi chissà che, racconta Alessandra Carosi, la derubata. E nel palazzo regna ora il terrore. Sono entrati, dopo non so cosa sia successo, dopo 2 volte dalla signora qua, dopo dalla signora sopra di questa 2 volte, la prima volta hanno fatto, no, sono scappati, sono riusciti a scappare. Sì, da quando 10 anni che abito qua, però ne ho sentite, è la prima volta che sento tanti casi dentro in questo condominio. 2 volte qui, poi precedentemente, prima che ci fossero questi inquilini, erano stati visitati anche quelli, cioè in pratica li hanno fatti tutti. Poi, sa, anche al secondo piano, terzo piano, cioè basta che trovino, ma che il portone è aperto, danno una spallata e vanno dentro. Dall'arma della preghiera alla beretta, questo farà bene ai nostri magistrati, gli fa eco esasperata la pensionata vittima dei 30 furti. Perché io ho pensieri violenti, perché l'idea di prendermi la pistola è un pensiero violento che non mi appartiene. Perché mia madre era presidente della Caritas. Mia figlia fa l'angelo della notte. Non siamo persone violente e cattive, ma non se ne può più.